con il segretario Gianni Pasian della Filca CISL regionale. Parliamo di questa giornata di oggi, una giornata per ricordare i morti sul lavoro nel settore dell'edilizia, delle costruzioni, del settore lapidio in particolare. Purtroppo siamo a Malo, dove una settimana fa c'è stato un tragico fatto che abbiamo già ricordato, però non sono tragiche fatalità questi incidenti sul lavoro, segretario. Sì, purtroppo non si può parlare di fatalità e neanche di casualità. Ci deve essere sempre qualcosa che porta a un infortunio mortale all'interno del cantiere o di qualunque posto di lavoro. Siamo preoccupati di questa tendenza perché da inizio anno ad oggi in Veneto sono morti 13 persone. E quando parliamo di infortuni mortali parliamo di persone e di famiglie che rimangono magari senza reddito principale alla propria famiglia. Questo ci deve far pensare e ci deve portare a analizzare bene il problema, perché di questo passo non si può andare assolutamente avanti. Segretario, lei ricordava la questione dei contratti, dei voucher, insomma in cantiere i voucher assolutamente no, facciamo un appello su questo. Beh, il voucher assolutamente in cantiere no, perché il voucher permette di andare sui posti di lavoro senza nessuna formazione. Noi all'interno del settore edile abbiamo le 16 ore di formazione in entrata, però è altrettanto vero che la tipologia del cantiere, secondo il nostro punto di vista, non può avere più contratti all'interno dell'edilizia. Noi vogliamo che all'interno del cantiere ci sia un solo contratto di lavoro, proprio per la tipologia di lavoro che c'è all'interno del cantiere e la specificità che c'è all'interno del cantiere. Perciò quei subappalti che possono applicare contratti diversi a quello edilizia, secondo il nostro punto di vista, quando sono in cantiere devono applicare il contratto dell'edilizia. E questo porterebbe a una maggiore uniformità e quindi a una maggiore sicurezza in generale, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Facciamo un appello ai lavoratori, ai datori di lavoro, a tutti coloro che controllano anche degli enti pubblici, eccetera. Questa battaglia per la sicurezza sul posto di lavoro, per fare in modo che tutti tornino a casa la sera, la si deve fare. Questa è una battaglia che riguarda tutti, deve essere una sensibilità che tocca tutte quante le persone. Io dicevo anche prima, è meglio prevenire che curare. Se noi pensiamo che i costi degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda la collettività sono di 45 miliardi l'anno e solo 5 per quanto riguarda il settore dell'edilizia, questo ci deve far riflettere. Noi abbiamo una grossa opportunità nel settore edile, abbiamo un sistema bilaterale che ci permette attraverso le scuole edile e attraverso i comitati paritetici territoriali di fare formazione professionale, di fare formazione per la sicurezza e attraverso i CPT di avere anche la possibilità di andare a fare visite in cantiere preventive e consultive sia per quanto riguarda i lavoratori e sia per quanto riguarda le aziende. Perciò diamo una disponibilità a 360 gradi per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in questo caso nel cantiere.